Buonasera a tutti, BCTV, Tenore de Oie, primo de Sant'Andrea, la messa è 20 Kimbe, stanno in un mese nuovo, in dia de sabato, e vamos a qualche evento, a avere su porco, poi ne arreioniamo. Intanto damos una cratera come il 260 sadie, oggi è messo appannata, impannata insomma, eccola qua, che su quello statteggio di una nuga, di una fissa di nughe se metta l'eppia, intanto però impegna su sole di illuminare la Ipia, eccola qua, la fotografia che in poscampo, e costa gallo che in poscampo, insomma, no, che toccante la Ipia a panorama, insomma, ecco poi la Ipia sotto, però questa scopertura che mi impede non fa che sul voi non vi sto inquadrare. Bene, i timori non era sul Saravallo de Oie. Saravallo de Oie non era a 21 gradi temperatura massima, decca minima, voi mese impannato, poi su manzano, coculateggio, e poi invece è coculato tutto da esaura in poi, orterie e sero. Crasa di domenica, cocculato belle che potete salire, a messo di scaricato un pacco, spalazzato un pacco, poi verso la schimba e non sta pure tutti di acqua. 21 gradi al massimo, 12 gradi minimo più o meno che a Oie. Bene, andiamo da innanzi, l'iscritta ci stata la proiezione sull'alone, sul cinema Ariston della femmina Gavadora, docufilm che si narrata, e poi è stata la ragionata, insomma, abbiamo partecipato in tanto, abbiamo partecipato pure io, abbiamo partecipato, Francesca De Candidello, che ha contato tante cose, insomma, dopo del cerchio, dopo della scorpatora, la circa su Casticu, insomma, tutto questo in BCTV e lo potete ascoltare prima che cosa può costare io, vabbè, poi che cosa può costare io pure a YouTube, ma in BCTV potete vedere su filmato, cioè questa via ha permesso di trasmettere sotto il filmato e quindi ne potete dare, cioè potete dare un prezzo, una valutazione insomma a questo filmato. Bene, questo intervento che io ho approvato, per Casparola, da Caderai deve essere, ha poi citato un libro dello Soriamon, Antologia dell'universo femminile, lo Soriamon, scusate, l'antologia dell'universo femminile, e non va bene citata da due vistichese, che, ecco qua, no, che l'alleghimo, dal 1600 al 1601, le vitesi Nicolosa Arca e Anna Mureu furono processate e condannate al tribunale dell'Inquisizione spagnola operante nel distretto sardo per avere proceduto ciascuna per proprio conto ad elevare agli onori degli altari il rispettivo fratello defunto. Cioè praticamente hanno fatto una specie del culto del suo frate morto, e in due pratiche insomma, due
non corfatore, era in due pratica, lui le cose qui, a chiasa al macchina, da servere, ma è probabile pure che cosa al macchina poteva servire a parte da cavalora, ma dei mestieri non fa chiasa a cavalora. E non esiste più nemmeno la parola cavalora in Sardegna, non è citata, e poi non va nessuno dentro scrittero, schiatti scritto, che hanno scritto del tutto, insomma, che fa i dati da cavalora, semmai è Corpadora, Rembo e così via, ma non da cavalora. I documenti che le riguardano sono due relazioni in castigliano di cause dell'Inquisizione locale a quella generale residente a Madrid. La prima relazione recita così: su Niccolò Sarca, nata a vita di 50 anni, hanno deposto 5 testimoni maschi e maggiorenni, 4 dei quali ratificati secondo i tempi e la forma previsti. 4 di essi hanno testimoniato che, essendo morto per una frecciata della rea un fratello denominato Pedro Arca, il giorno di San Matteo lei ricordava il fratello defunto come se fosse santo, e in una cappella che aveva eretto, gli aveva eretto un altare che chiamava l'altare di San Matteo. Secondo uno dei 4 testimoni, Nicolosa faceva celebrare messa e offriva sacrifici al fratello, organizzando nello stesso giorno balli e altri festeggiamenti. Regoglioso, regoglioso. Si vantava e si gloriava del fatto che il fratello le apparisse e le rivelasse molte cose, e andava dicendo che le lanciava delle pietre come segno della sua santità, pietre che lei conservava in un sacchetto. Una volta tali pietre furono offerte al testimone perché le mettesse nella spalliera del letto. La rea si vantava inoltre affermando che il fratello le rivelava molte cose. Il quinto testimone dichiara di aver sentito dire in pubblico quanto avevano sostenuto i primi 4 testimoni. Si qualificarono il far festa al fratello defunto come se fosse santo, ed avergli eretto un altare e l'aver fatto celebrare in esso messe e sacrifici in suo onore, e aver organizzato balli e divertimenti il giorno di San Matteo, come fatti che rendevano l'area sospetta della fede e negromante, in quanto presupponevano un patto con il demonio. Il fatto che dicesse che il fratello le inviava dal cielo delle pietre come reliquie fu ritenuto temerario, scandaloso, superstizioso e pericoloso per la fede. E vabbè, insomma, poi l'Inquisizione, eccetera, eccetera, è un libro, questo chi si può scappare con questo libro. Però alcuni in commercio di poter buscare. Bene, andiamo da innanzi, abbiamo un toccamento e solo. In Olbia, a 90 Chimbano, l'unica è morta Antonietta Turtasa, che sono le Peppone Massaio, Gattia Panella, Sorre Re Bustianedda, Maria, Lucia, Siata, Michelina, Franca e Gino. Poi vino alle Sibiate Bacchiredio e del Bossolone, insomma. L'intero è in Olbia, però non riesco Galu, in Umbe e addirittura, condolenze e pazienza, a famiglia tutte da parte dei Bizziti. Addio, zia Antonietta. Sposamento, l'orario adesso il dottore Zascot, comunque non ve lo leggo, che ha bisogno pubblicato il fisso dove sa pagina di PCP. Andiamo ad innanzi, dove in affitto, praticamente non saldo due appartamento, in domo di Cirigone, insomma, ecco, Cirigone si è ricoverato, sospizio e quindi l'appartamento sono libero. Vamos poi a tornare che sono a bere sul corso di informatica di base, informazione in biblioteca comunale. Poi sul battolo del costumese, veste la commemorazione dei caduti in guerra, vitti martedì 4 novembre 2025. Allora, che manca sta vai nel supporto e come mai
comunque vabbè, insomma, lo mandiamo subito. Ma Bile del stesso è incarico qua, però, no, non dovrebbe vedere. Vabbè, e comunque Bessavaina del supporco, te la mandiamo diretto, ecco qua, un attimino, poco secondo, de pazienza, ecco qua, ecco, che la mandiamo in relazione, come è arrivata, ecco qua. Adesso viene su porco, queste questo ortaidie, a Sasserte ortaidie, in piazza Nova, piazza Asproni, questa lotteria e poi queste pure a Manicale. Intanto no che bisogna lo scandere, bisogna l'organizzatore, bisogna già prepararne tutti i bicchieri, stanno già bauti da terra, oppure poi la griglia, ecco per la bistecca, del porco, ecco qua tutti nocche, mesa, bruciatore, tutto il tipico da servire o anche una bella esta. Bene, bene, bene. Colamos come sul giornale. Allora, furto al deposito dei monopoli, il bottino è di 300.000 euro. Prima è andato da manco, poi di pluso, rivista la stima iniziale del colpo compiuto a Prato Sangue. Comunque 300.000 euro poi il mercato nero accanto di riducere a 100.000 euro, ecco, questa sigaretta che era in vendita, non c'è chi la trasformano in dinari, hanno sul banco, ma anche sticchi nella sigaretta e sul banco, ma te le dà sui dinari, no? Il degai che viene trasformata in soldi. Sale il valore della merce rubata, il colpo messo a segno il 12 ottobre scorso al deposito di Monopoli di Stato a Prato Sardo, non 20.000 euro come si pensava, ma una cifra che si avvicina ai 300.000 euro. La stima definitiva è stata fatta con il passare dei giorni, una volta che la società che gestisce il deposito ha avuto più tempo per definire l'esatta consistenza del furto. Oltre una cinquantina di scatoloni contenenti tabacchi e materiale per il confezionamento di sigarette, ma nel deposito non c'erano altri valori, ma quelli disponibili costituivano un obiettivo più che degno di attenzione da parte del comando. Almeno 4 i banditi entrati in azione alle 2 di notte nel deposito che si trova in via Fabian Mere alla lotto 44. Avevano compiuto un'azione famiglia e pianificata. I 4 immortalati dalle telecamere erano arrivati al deposito a bordo di 2 furgoni, un Ducato e un cassonato, uno dei mezzi utilizzato come ariete per sfondare il cancello del deposito, l'altro per trasportare la refurtiva. E va bene, non imbattolo, quindi conferma finché offre pure 200.000 euro, e vabbè, e sono 50.000 euro a testa. E stanno 50.000 euro a in un beanno, vabbè. Dermatite, vaccinato il 95% dei capi, si può sbloccare la movimentazione. Quasi estinti i focolai, interventi del veterinario nell'SL in 7.400 allevamenti. Mulas, assessorato della sanità, adesso non dobbiamo abbassare la guardia. Intanto i pescatori contro il fermo biologico, basta decisioni che uccidono il settore. Sit-in di protesta dalla Caletta, vogliamo essere trattati come gli altri lavoratori. Manifestazione di protesta ieri mattina davanti alle imbarcazioni che effettuano la pesca a strascico. Il sit-in è stato organizzato alla marineria locale a seguito della proroga del fermo biologico per tutto il mese di novembre. Alla Caletta offre la più grande flotta peschereccia della costa nord-orientale sarda. I pescatori lamentano anche la mancata corresponsione delle indennità previste per il fermo 2023-2024. L'indotto che gira intorno al mondo della pesca è ingente, ha detto Domenico Frangrani. Noi vorremmo essere trattati come le
categorie di lavoratori. Siamo già penalizzati alle giornate stabilite a malapena, riusciamo a lavorare per 100, 100, 120, 130 giorni l'anno, ma dobbiamo pagare marinai e contributi come se lavorassimo senza fermarci mai. Siamo stanchi di essere trattati così. Di questa regione, poi vabbè, la protesta pure che devono installare un dispositivo che segna la posizione. No, ma da innanzi Orgosolo esce dal progetto, le danno di Orgosolo, qui abbiamo dato ieri, abbiamo dato sul progetto insomma, de Forestas, cioè tipo del parco del Tepilora, insomma, e in un bel vino del comune di Viena, Turgali e Orsulei, ma Giusinne con chi è d'accordo e si è stato posto in minoranza e fino a su vicesini così ha votato contro. Sul populismo non al limite. Orgosolo esce dal piano di gestione su Ercone, così ha deciso il Consiglio Comunale. Il sindaco Pasquale Mereo prende atto con amarezza del voto di giovedì sera che boccia l'accordo sulla zona di protezione speciale. Coinvolge anche Dorgali, già a favore, Oliene e Orsulei, che si pronunceranno presto. Potranno andare avanti facendo a meno di Orgosolo, che però ha la quota maggioritaria dell'area. Sul voto consiliare pesa la clamorosa frattura interna alla giunta, con il vice sindaco Gian Nicola Tara schierato contro il ruolo di Forestas e alla maggioranza con vistose assenze. Per questo si annuncia una verifica politica. Non solo, per la giunta Mereo è vicino un altro difficile banco di prova. Martedì nuova seduta del Consiglio, ma non sul piano di Ercone. In ballo c'è il progetto per realizzare una batteria di accumulo di energia mediante pompaggio idroelettrico tra gli invasi di Olai e Combidanovo, veramente da Combidanovo a Olai. Progetto interessante, commenta Mereo, la minoranza già annuncia il suo no. L'assessore all'ambiente, il progetto di Susu Ercone ha tante potenzialità a servizio delle attività culturali e ambientali del paese, può valorizzare i giovani e l'imprenditoria locale, dice Anna Sali, l'assessora all'ambiente amareggiata come il sindaco per l'esito finale. È convinta della validità del piano anche perché non intacca usi civici e caccia e non istituisce nuovi vincoli. Spiega le popolazioni restano in prima fila, Foresta viene scelta per dare supporto organizzativo come braccio operativo, ma le decisioni sono condivise dalle amministrazioni locali. Gli usi civici non sono minimamente toccati, ma valorizzati per far sì che imprese, allevatori, guide possano essere attori principali della valorizzazione e della tutela del territorio. Ma in parte in questo uso civico vada pastore abusivo. L'assessore Giambattista Manca seppe al Consiglio per motivi, dice, di natura personale e critico. Sarebbe stato meglio ritirare il punto, rinviare la discussione. Una scelta importante come quella va condivisa con la comunità. Trasparenza, partecipazione e reale valutazione delle ricadute sul territorio devono guidare ogni scelta, vale ogni decisione, quindi praticamente una frattura insanabile into su Consiglio Comunale di Orgosolo. Oh, la strategia dei ragazzi, lavori attesi entro l'anno, sulla provinciale 69, scusate, la tragedia dei ragazzi, lavori attesi entro l'anno, e no che vinta il gioco Cipollino che sono in strada provinciale, sulla provinciale numero 69 in un bene morto il segno di un incidente stradale, le fonne, 4 parto speseno de fonne, dalla tragedia di Caravai che costò la vita ai 4 giovani di Fonni, Lorenzo Figos, Marco Innocente, Michele Sordo e Michele Coino. La provincia annuncia degli interventi nella strada provinciale numero 69, tuttora sprovvista di guardarai. Grazie al sostegno della regione, dice il presidente Giuseppe Cipollini, il nostro ente ha avviato un ampio programma di interventi
che interesserà in particolare le arterie più critiche, tra cui la provinciale 69, dove entro l'anno sono previsti lavori mirati per migliorare le condizioni di sicurezza. Va bene, puntuale. Acqua, il grande spreco, l'isola disperde scorte grandi come l'Omodeo. Reticola Brodo, le più vecchie nei campi, in un anno via 340 milioni di metri cubi. Questa è una cosa a contare, cioè non si può perdere tutto quest'aba solo pro cabata tubo lo che sono perdendo. Edifici pubblici da valorizzare, nuovo bando per i comuni. Valorizzare e rendere più fruibili le ricchezze artistiche, paesaggistiche e culturali del Sud Italia attraverso collaborazioni durature nel tempo che nascano in luoghi del nostro paese con un rilevante significato storico, artistico e sociale. E questo è lo spirito della Fondazione CDP, Cassa Depositi e Prestiti, che lancia il progetto anche in Sardegna in collaborazione con la banca Intesa San Paolo. Il bando si chiama Ecosistemi culturali al Sud Italia. Possono partecipare tutti i comuni che hanno una popolazione tra 5.000 e 10.000 abitanti, quindi noi che sono in foresta. Gioco d'azzardo, spesa sarda, sopra la media nazionale. La Sardegna è ai primi posti in Italia per spesa pro capite nel gioco online, con 1.663 euro per abitante potenziale, a fronte di una media nazionale di circa 1.350 euro. Ma è che chiesi lo spende su 1.663 euro che dia poteva di spendere zero. Garcati non ha da spendere su doppio, se spende di assumere, ho visto che io non ha mai invita me a applicato un gratta ai vinci. Allo stesso tempo l'isola è tra le regioni con il maggior numero di famiglie mononucleari, il 36% del totale, che supera il 40% nella fascia dell'età oltre i 75 anni. Vabbè, magari adesso il duolo marito mucere del morto. Il quadro è emerso nel corso della riunione del Consiglio Generale di Anteas, Sardegna, l'associazione di volontariato nata dalla Federazione dei Pensionati CILS. Andiamo da innanzi, ASL, direttori generali entro novembre, 5 in quota PD, cioè quindi come è evidente che basta una ripartizione del costo di questa funzione, di questa incarico, una funzione clientelare, insomma. Ecco, Kimber tocca la sua PD, cioè praticamente filosofo, partito. Presentate 56 domande, a Cagliari favorito il toscano Polimeni. Il 2 dicembre l'udienza alla consulta sulla riformina che ha aperto ai commissariamenti. La giunta tenta di anticipare, che è successo, chi fossero commissario che sono stato nominato in pratica sono illegali e quindi su pericolo chissà consulta allora nulla, insomma. Ecco qui già ci sono partite lo spostano, cioè è chiaro che questo di tutto pentastellato e come giustamente è partito perché la quota di solo tocca di applicare su manuale Cencelli. E P Fiume Santo, incertezze su gas. I problemi emersi durante una riunione tecnica che si è tenuta qualche giorno fa, cioè praticamente per trasformare la centrale del Fiume Santo da carbone a gasolio a gas, ma qualche problema. Per convertire la centrale è necessario realizzare prima le infrastrutture. Super bonus, 12.000 lettere dal fisco. Che è successo? Che sul super bonus qualcuno ha vestito sui nari può ristrutturare e rendere più confortevole
soliti succede che quando una doma aumenta di valore, paga di preso praticamente briga di categoria catastale. Quindi nel merino chi non ha aggiornato la rendita catastale dopo gli interventi, per ora si tratta di richieste di adempimento spontaneo, più avanti potrebbero arrivare le sanzioni, cioè come dicendo a chi tiene l'aggiornamento catastale, chi se no poi arriva la sanzione. L'Agenzia delle Entrate è pronta a inviare circa 12.000 lettere ai contribuenti che hanno usufruito del superbonus e che potrebbero non aver aggiornato la rendita catastale dei propri immobili. L'obiettivo, spiegano dai vertici per l'amministrazione finanziaria, è quello di favorire l'adempimento spontaneo e individuare chi dopo aver beneficiato della maxi agevolazioni per lavori di riqualificazione edilizia non ha adeguato la rendita al nuovo valore dell'immobile. Si tratta, spiegami, che la Benna, consigliera dell'amministrazione della Cassa di Previdenza, dei ragionieri e degli esperti contabili, di un'operazione di verifica che riguarda i contribuenti che dopo interventi di recupero edilizio e efficientamento energetico, lavori antisismici, installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, potrebbero aver omesso la dichiarazione di variazione catastale. Il mancato aggiornamento può comportare una discrepanza tra lo stato reale dell'immobile e quanto risulta al catasto, con possibili riflessi anche sul calcolo dell'IMU e di altre imposte legate al patrimonio immobiliare. Oh, un burdo totale. Andiamo alla politica internazionale. Ok del Pentagono ai Tomahawk a Kiev. Il Pentagono ha dato luce verde alla Casa Bianca per l'invio di missili a lungo raggio Tomahawk all'Ucraina, dopo aver valutato che questo non avrebbe un impatto negativo sugli arsenali USA. Lo rivela la CNN, citando che 3 fonti americane ed europee informate, che sottolineano comunque che il Pentagono lascia la decisione politica finale a Donald Trump. Intanto Europol, l'agenzia di coordinamento delle forze di polizia dell'Unione Europea, ha identificato 654 mercenari legati ai gruppi paramilitari russi Wagner e Rebus, accusati di aver commesso crimini di guerra in un'operazione che ha visto oltre 70 raid in Ucraina e Moldavia. L'iniziativa rappresenta la seconda fase di un'operazione volta ad assistere le autorità locali nell'identificazione di presunti mercenari. Sono stati identificati individui provenienti da Ucraina, Moldova, Kazakhstan, Tagikistan, Turkmenistan, Azerbaijan, Armenia, Bosnia e Erzegovina. Incontro a Istanbul sulla tregua a Gaza. I ministri degli esteri di Turchia, Qatar, Arabia Saudita, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Pakistan ed Indonesia si incontreranno lunedì ad Istanbul per discutere del cessate il fuoco a Gaza e dei prossimi passi da intraprendere. Lo ha reso noto il ministro degli esteri turco Hakan Fidan, esprimendo preoccupazione circa il cessate il fuoco che non sono rispettati. Ultima pagina. Attacco al Venezuela, ora Trump frena, cioè scusa del custoso trafficante della droga, praticamente che riesce a attaccare il Venezuela. Maduro chiede aiuto a Putin, e beh, Xi Jinping e Iran dopo i raid di USA sulle navi narco. Vabbè. Intanto per Hamas un passaggio nella striscia, pur di preservare il fragile cessate il fuoco che registra 3 nuovi morti tra i palestinesi, gli Stati Uniti hanno offerto ai militari di Hamas un passaggio sicuro nelle aree di Gaza, in mano a Israele, verso le zone sotto il controllo del gruppo Hamas. Intanto lunedì a Istanbul si terrà un vertice di ministri degli esteri che abbiamo già visto. Poi Galo, guerra con droni come un gioco a punti, un russo ucciso vale 25.
Il 19 luglio, poco dopo le 9 del mattino, il drone ucraino punta due soldati russi che viaggiano in moto e si avvicinano, poi si lancia per colpire il bersaglio. La telecamera si oscura, era un obiettivo di alto valore, fino a 24 punti. L'Ucraina racconta, New York Times, ha trasformato la guerra in un gioco a punti, dove le squadre di operatori di droni competono per scalare una classifica che premia le unità per gli attacchi contro i russi andati a segno. Un gioco cinico, ma la leadership ucraina si giustifica sostenendo che l'idea aiuta a mantenere i soldati motivati. Ferire un soldato russo da 8 punti, ucciderlo vale 12, un pilota di drone vale di più, 15 punti se lo ferisci, 25 punti se lo uccidi. La distruzione di un carro armato vale 40 punti, catturare vivo un soldato russo con l'aiuto di un drone ben 120 punti. È un gioco brutale, vite umane trasformate in punti, ha detto al New York Times Stum, 33 anni, comandante del reggimento ucraino di droni, noto come Achilles. Il governo ucraino ha istituito la competizione nell'agosto 2024, anche se quella fu più una partenza soft. Le squadre competono a punti per acquistare materiale militare prodotto in Ucraina, inclusi droni di sorveglianza elementari e droni più grandi con potenti esplosivi, attraverso un negozio interno in stile Amazon chiamato Brave Market. Ma vabbè, guerra è io in guerra e tancamoslo che novela le oie quindi sa sigla di tancatura poi sa dire questa montagna ci riaccordui le ogni santi va bene e quindi lamentamos pure a tutto canto